Eder, McAllister. Mi fa sorridere un pochino, comunque insomma, questa è una cosa che forse si è creato lui nella sua testa, ha cercato di coinvolgere Liliana, ma evidentemente lei si è ribellata a questo. Penso quel giorno lì, a un certo punto quella telefonata delle 8:22 erano con parole ben altre, diverse di quello che dice lui. Voleva forse dormire fuori una notte, 2 notti e dopo tornare a casa magari a dire: Sebastiano, perdonami, non ti ho raccontato tutto questo. Mi è difficile pensare che lei si sia tolta la vita così, veramente. Chiamo l'UPGSP e dico appunto che sembrerebbe che questa donna non è tornata a casa, come ci dobbiamo comportare? Dico, se volete, io ho fatto a Liliana il giorno 8, proprio avendo il cellulare nuovo, ho fatto proprio una foto, un primo piano, quindi proprio freschissima. Dico, se volete vi giro quella foto, così magari la sera le volanti, se escono, trovano magari, dico per dire, una donna in stato confusionale, c'hanno la foto. Così faccio, mando via mail alla questura, mando la foto. E l'operatore, per la verità, mi dice: fate quanto prima la denuncia. Claudio Sterpin vi racconta del suo rapporto con Liliana. Sì, mi accenna che addirittura era previsto nel fine settimana del 19 che lei avrebbe dovuto abbandonare il tetto coniugale e andare a vivere da lui, perché era stufa del rapporto che aveva col marito, nonostante i 30 anni di matrimonio, che era arrivato al limite, e che quindi lei aveva deciso, dopo una buona, lunga frequentazione tra loro due, che siano rivisti dopo tanti anni, aveva accettato di andare a vivere con lui, che lui l'avrebbe ospitata a casa. Quando noi entriamo, logicamente sappiamo quello che ci ha detto Sterpin. Se era attendibile non lo so. Comunque noi andiamo là con quello che ci dice Sterpin per cercare questa donna. Vediamo che la donna non c'è, la Lily, quindi siamo veramente allertati anche noi. Seba tranquillo. Ma dico, scusa, avete litigato? No, anzi, saluti, baci e abbracci. La mattina, salute e tutto, e dico: ma è successo qualcosa ieri? In sauna? Perché ci siamo anche visti poi in cortile. No, dice assolutamente niente. Allora, la posizione delle due di noi con lui è stato: noi andiamo là che sappiamo delle cose. Lui sa delle altre che noi non sappiamo. Ci ha dato quella sensazione. Perché lui non fa assolutamente nulla, visto che dice che è preoccupato della moglie che non è tornata, e giustamente, insomma, non è lui che non dice a noi: orca Gabri, dammi una mano, chiamiamo l'ospedale, chiamiamo questo, aiutami, facciamo qualche cosa. Niente, ci dobbiamo muovere solo noi. Noi, per quanto riguarda noi, siamo andati più volte in questura e abbiamo riferito tanti dettagli, tanti indizi che abbiamo ritenuto anche importanti. Abbiamo fornito tutte le indicazioni che potevano dare utilità a questo caso e siamo sempre rimasti fiduciosi in attesa che ci fossero sviluppi che non abbiamo però visto. No, volevo dire che lui però ha consigliato Sterpin di andare immediatamente in questura a denunciare il fatto che lui ci aveva avvisato nell'immediatezza di questo allarme. Ho convinto a Sterpin di fare il suo dovere e di andare in questura a riferire tutto quello che sa e tutto quello che è successo, che riguardava lui e Liliana. E lui, bisogna dire, che ha fatto tutto quello che doveva fare. È sempre rimasto a disposizione della magistratura e anche della televisione, a dire la verità. È una personalità complessa, anche lui, possiamo dirlo, è anche lui una persona un po' egocentrica, logorroica, insomma, simpatica, una vecchia gloria, e, insomma... Però sembra sincero, io nei giorni successivi lo conosco e sembra sincero e sinceramente preoccupato perché Lily non c'è. Tutto l'opposto di Sebastiano. Ce li ho tutti e due, a un dato momento ci ritroviamo in mezzo e li teniamo tutti e due in piedi con quella che vediamo cosa ci dice uno, cosa ci dice l'altro, naturalmente informando la questura, gli inquirenti di tutto. Ma tutti e due però prime donne. Siamo stati equidistanti e abbiamo sempre seguito i loro movimenti, tutto quello che loro dicevano e facevano. Liliana è sempre stata una persona estremamente remissiva.
Questo lo sappiamo tutti. Riservata. In un certo senso dove la metti la sta. Riservatissima, perché, le ripeto, pur stando come donne insieme non si è mai espressa. Ripeto, è la cosa che mi dispiace di più, che non ho potuto in nessun modo aiutarla. Ma io non posso capire, ma proprio come donna le dico, sono remissiva. Non so come venirne fuori da questo matrimonio. Mi si apre un portone, cioè Sterpin che mi dice vieni pure a abitare qua, che sia un giorno, che sia 3 anni, quello che potrò stare con te, e io devo andarmi a suicidare. C'ho la pensione, C'ho la salute. ho i soldi in banca della liquidazione, mi si propone una vita davanti, ripeto che sia per 1 anno, 10 anni, 100, non Il sogno so. della sua vita, perché diciamo Poi che lei, adesso- appunto, stando però a Sterpin, dice il sogno della sua vita e me vado a suicidare. Direi di no. Salvo, quel giorno tu incontri Claudio Sterpin. Lo raggiungo sul viale dove c'è la passeggiata qua di Trieste e ci mettiamo a parlare. Lui mi dice subito non trovo più Liliana. Ho detto, ma scusa, Liliana chi? E Liliana Revisa, i vostri vicini. E tu cosa c'entri? E tu sai, io so di voi perché Liliana mi parlava di voi, che voi siete conoscenti, vicini di casa. E lei è scomparsa oggi, doveva vedermi con me perché io ho dei rapporti con lei. Mi accenna che addirittura era previsto nel fine settimana del 19 che lei avrebbe dovuto abbandonare il tetto coniugale e andare a vivere da lui perché era stufa del rapporto che aveva col marito, nonostante i 30 anni di matrimonio, che era arrivato al limite e che quindi lei aveva deciso, dopo una buona, lunga frequentazione tra loro due, che siano rivisti dopo tanti anni, aveva accettato di andare a vivere con lui. Mi viene in testa di mandare un messaggio a Liliana sul suo cellulare dicendole guarda, sai che siamo sotto Natale, il 14, dico ho un regalino per te e dico vieni su a prendertelo, perché logicamente non volevo che venissero insieme. Dico vieni su a prendertelo. No, risponde subito, ma non è che mi preoccupo, dico la verità. 17:37 del 14 dicembre. Mando, 5 minuti dopo mi richiama Sebastiano, e mi dice guarda, Lilli non c'è. Oh, dico ma non ti preoccupare, le do domani il regalo, non è un problema, no? No, fa, non c'è, non è tornata a casa. Boh, dico, sai dove è andata alla fine, la domanda che mi viene. No, dice non lo so e non è tornata a casa. Puoi venire qua per favore? Guardo lui, ci guardiamo, dice vengo anch'io. Quindi noi andiamo da Seba sapendo la storia che ci ha detto Sterpin. E dico la verità, eravamo un po' allarmati di questo fatto che Lilli non è tornata a casa. Dove è andata Lilli? È importante dire che voi non siete gli ultimi arrivati, ma avete un passato importante. Ho lavorato anche diversi anni alla scientifica, logicamente come impiegato civile, e poi sono venuta anche a lavorare gli ultimi anni prima di andare in pensione presso la scuola allievi della polizia in via Damiano Chiesa. Invece io ero un sottufficiale dei carabinieri, ho fatto quasi 33 anni di servizio in diversi ambiti, operativi e amministrativi. Organizzavamo delle belle gite, le escursioni in tutto il Triveneto e qualche volta anche qua nella vicina Slovenia, Austria, e siamo stati molto bene insieme, grazie soprattutto a Liliana, ecco. Sarà diversi anni che comunque ho frequentato la polizia, comunque mi viene da dire, senti, mostrami il telefono, no? Dice ma Lilli ne ha appunto 2, ma quello non si usa, e dice qua. Guardo, insomma, vedo appunto il mio messaggio, vedo un messaggio di Sergio, che so che è il fratello, e dopo vedo un 4-5 chiamate senza nome, solo le chiamate, un numero non registrato. Guardo lui che mi fa così, perché lui mi stava confermando che quello è il numero di Sterpin. Quindi lo so che è il numero di Sterpin. Dico, Seba, mi sa chiamare sto numero, ci sono 4-5 chiamate, vediamo che amica che ha chiamato. Non vuole richiamare quel numero. No. Dico, Seba, scusa, se sei agitato, come tu dici, perché non facciamo niente? Dico, guarda, prendo la situazione io in mano, dico, bisogna chiamare l'ospedale. Assolutamente, perché metti che Lili ha avuto un mancamento, dico, chi la trova almeno chiamo. Ma no, aspetta, no, chiamo.
Non me frega niente, dico la verità, chiamo l'ospedale. Chiamo l'ospedale, chiedo se è stata ricoverata la signora Liliana Resinovic, non risulta. Dico, se va, bisogna rivolgersi alla polizia, è poco da far qua. Ma no, aspettiamo. Ma di nuovo, aspettiamo cosa? No? Lui nel frattempo gli dice, Seba, ma hai guardato se c'è in camera qualche biglietto, qualche cosa? Adesso tiriamo fuori tutta la casa, buttiamo fuori tutto, dobbiamo trovare qualche traccia che ci indichi cosa può essere successo, no? Cioè, ti sparisce la moglie, ti devi dare una mossa, facciamo qualcosa. E la risposta è stata, io non metto le mani nelle cose di Lilli. Ma dico, guarda che la moglie che non torna è la tua, quindi dico, bisogna cercare in sto momento, bisogna guardare cosa, qualche cosa. Lo convinco, mi porta in camera, mi apre l'armadio, le prime 2 ante dell'armadio, mi fa vedere. Infatti io per la verità guardavo più che altro, perché gli avevo anche chiesto cosa era vestita Lilli il lunedì sera, non si ricordava. Però in effetti gli uomini sono come sono, non sanno neanche cosa, se hanno la moglie bionda o mora. Va bene, io personalmente mando dei messaggini a Seba per sapere come sta, perché logicamente non è che credo che sta tanto bene, e gli continuo a ribadire sia cosa era vestita Lilli, che borsa avesse potuto avere, tutte le storie, se ha guardato in casa. Dopo 3-4 giorni dice che ha trovato 400 euro. Ah, dico, allora hai guardato, hai rovistato? No, solo ho trovato questo. Un paio di giorni dopo troverà 2000. Porca, dico, ma che caccia il tesoro, dico. Da quanto mi risulta, la polizia che è venuta a casa di Seba ha trovato questa borsa con le cose di Lilli all'interno. Infatti loro mi telefonano e mi chiedono, Gabriella, hai visto la borsa martedì sera, quando sei andata là, che lui ti ha aperto l'armadio? Io onestamente non l'ho vista, e neanche lui che stava dietro. Io ero vicino a lui. Una borsa così la dovevi vedere. Ma anche perché stava proprio davanti, non è che era, e non abbiamo toccato, non abbiamo rovistato. Vistosa, è una borsa vistosa. Quindi apri l'armadio, sta là, come ne avremmo potuto vederla? Preciso che mi ritengo di avere una fenomenale memoria visiva, di nomi non ricordo assolutamente niente, però fotografo le cose. Io quella borsa non l'ho vista. Anche io non l'ho potuto. L'ho vista successivamente, perché dopo sono tornata da Seba e l'ho vista messa bella là. Da buona donna vado anche a vedere dentro, come ogni donna, portafoglio, c'è un paio di occhiali che lì non li usa quasi mai, ma le servono più che altro di riposo, o se dovesse guidare la macchina. E c'è il portafoglio, poi c'è le cosine che tiene, le caramelline in bustine. A me almeno quello che salta proprio all'occhio è che non ci sono le chiavi di casa, le sue chiavi di casa. Diciamo che l'ho presa molto male. Allora, intanto non ci riesco, adesso sono partita io, non riesco a capire come una semplice pensionata come me, che fa la sua vita ogni giorno tranquilla, possa essere successo una roba del genere. Le modalità che sono successe. Allora mi sto accorgendo che poi oltre a Lilli, per Lilli, lei è una donna. Potrebbe succedere a me, un'altra persona qualsiasi. E sento critiche e non riesco a capire come le persone, a parte che il dolore è veramente come una persona aveva postato, il dolore è solo di quello che uno prova, quello è il dolore. Gli altri possono capire sì che è morta, vabbè è morta, ma è morta una donna, capite? Una che come ultimamente si sente dappertutto che esce senza i cellulari, chissà perché non torna più a casa, una che esce senza i cellulari non torna più a casa. E siamo in un vortice, nessuno riesce a capire che siamo in un vortice, dai giornalisti, dalle televisioni, ma nessuno pensa veramente che Lilli è morta. Tutti la guardano come un caso, come, porca miseria, anche con un cane mettiamo gli avvisi in giro. Là non è stato fatto niente da Sebastiano, non è stato fatto niente. Adesso proprio mi è venuto il magon, Ma perché la verità, proprio il magone mi è venuto.
Porca miseria. Cosa vi chiese esattamente Claudio Sterpin? E di vedere, siccome noi siamo vicini, abitiamo in Portone a fianco, di vedere, di scoprire qualcosa, ecco, se la Liliana dove sta, insomma, perché il telefono lei non risponde. Ma secondo me, alla fine, dopo pensandoci, chi veramente ci allerta non è Sterpin, ci allerta proprio Seba, perché noi quando arriviamo là, lui ci dice, Lili non è tornata. Boh. E abbiamo invitato caldamente di verificare se in casa ci fosse qualche traccia, qualche messaggio, una lettera, un qualche cosa che significasse dove è finita questa donna, insomma. E lui invece sembrava quasi che guadagnasse tempo, non collaborava. Lui ha dato proprio modo che lui non l'aspetta più a casa, lei non torna, non c'è fretta di andare in questura, non c'è fretta. Ma capite che siamo noi a insistere con lui e non lui con noi a dire accompagnami in questura, andiamo a cercarla. No, risponde, può essere andata a mangiare la pizza. Ma come, se sei in allerta, come mi dici che è andata a mangiare? Oh, sei in allerta, va a mangiare la pizza. E dico, ma Seba, scusa, ma perché non chiamiamo sto numero? Ma perché non lo chiamiamo? No, insiste, no. E dopo alla fine dice, ma sarà di un amico. Che poi dico, no, su un telefono di donna è più facile che sia un'amica. Normalmente, se il telefono suo sarà un amico. Ma questo non è che sto a sindacare. Io già ero nervosa di mio, perché comunque logicamente mi sono trovata in una situazione che non avrei mai voluto trovarmi. A un dato momento si fa tardi, come dire, so che lui è nell'atrio e gli scrivo stiamo facendo. Parte il messaggio, a chi lo mando? Perché si vede tanto presa. Mando a Lilli. Fa sding il telefono. Cioè io e Seba guardiamo, perché logicamente è là. Urca vacca, dico. L'ho mandato a Lili, no, dico, guarda che stavo scrivendo a Salvo che è qua fuori che stiamo facendo, che insomma siamo ancora vivi. E infatti rimando immediatamente il messaggio a Salvo che sta fuori. E alla polizia non hanno guardato né chiesto dei cellulari di Liliana? Oh no, non hanno guardato né chiesto, neanche dico per dire se ci sono messaggi. E giustamente lui se l'è riportato a casa, che deve fare? Magari bastava quella sera davanti all'operatrice chiamare i numeri di Sterpin e vedi chissà cosa poteva succedere. Questa è una cosa che dopo ci abbiamo pensato. Quella stessa sera la polizia poteva dichiarare subito qualcosa e non la mattina dopo comunque si presenterà sul nostro proprio input di presentarsi immediatamente a riferire tutto quello che sa. E poi c'è quel mistero del cavolo. Telefona Sebastiano a me e dice avete un cavo, una corda? Devo parare sto qua perché la prima roba che dici, ma che no, insomma di sera, 9 di sera, e dice perché mio figlio è rimasto impantanato, è uscito come di strada e la ruota è andata a incanalarsi, sa della strada, non so bene, una cunetta dove appunto c'è il dislivello, è rimasto impantanato là. E fa lui, chiama il carrozzi perché ormai non si può più tirare, perché poi ci sono guai fra virgolette amministrativi, burocratici con la polizia. Poi dico scusa ma tu che hai la macchina che è un'officina non hai una corda. Chiudiamo, più tardi mi chiama o lo chiamo, onestamente non ricordo, l'amico di suo della Carnia e mi dice la stessa cosa, che Sebastiano ha telefonato anche a lui, che poi onestamente col senno di poi tipo il giorno dopo mi chiede ma cosa telefona ancora a me, perché siamo qua, magari dice andiamo insieme, ma quello della Carnia cosa può fare? Poi dico, lui mi dice che questo è successo sul vallone di Gorizia, lui è goriziano, ha tanti amici a Gorizia, chi chiami? Presumo quello che sta più vicino. Noi siamo sorpresi da questa sua richiesta, come anche la richiesta all'amico della Carnia. E sembrava, non so, come se lui avesse voluto dire a noi che quella sera lui sarebbe uscito evidentemente dalla sua abitazione, che non fosse in zona, non so, evidentemente con il figlio. No, poi evidentemente lo dice con il figlio, perché il figlio è andato fuori strada. Lui dice proprio questo. A un certo punto ti chiedono di poter effettuare su di te il test del DNA. Sì, non mi danno spiegazioni, mi dicono devi fare il DNA.
Io sono rimasto veramente sorpreso, ho consentito immediatamente, dopo ho cercato di capire per quale motivo avrei dovuto fare questo atto, perché effettivamente non ho toccato niente, non ho maneggiato niente, non riesco a capire. Però diciamo sono rimasto anche un po' amareggiato, ecco, da questo comportamento nei miei confronti, perché dopo dicono per esclusione, ma esclusione di che? A parte questo. Loro mi hanno rassicurato, non ci sono cose particolari, lo devi fare, l'ho fatto. L'ho vissuta male, ecco, sono rimasto un po' così, però ripeto, sono fiducioso, sono sicuro che così come è stato fatto per me, sarà stato fatto anche per gli altri, ecco. Tutte partite in ritardo, c'erano delle telecamere, c'è una pompa di benzina che poi arriva però solo a un marciapiede da un lato dove c'è la pompa, ma loro dopo settimanalmente riciclano praticamente video. Quindi loro sono andati a fine gennaio e hai voglia. Io ho visto un'immagine sia della caserma e un'immagine del bus. Davanti l'immagine, nessuna delle due era lei. Però ripeto, queste erano immagini che io ho visto quasi subito, una settimana dopo. Non era ancora stata trovata. Sì, si parla prima di Natale che ho visto. Però dopo io non lo so se loro hanno seguito con i nastri, dopo non mi hanno più chiamata, quindi non posso dire per certo quella che ho visto io, no. Dopodiché se c'erano altre immagini a un'altra ora, proprio al 3000 per 1000, cioè era un'altra persona, non era Lily, nessuna delle due immagini. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.